alle porte della storia. Benvenuti in questo nuovo appuntamento qui, in una location storica, in una location davvero importante per la città di Sassari, ma anche, possiamo dire, anche di livello regionale. Qui la dimora dei frati francescani di Santa Maria di Betlemme, che ci ha già ospitato a noi per qualche altro bellissimo ed importante documentario. E oggi siamo qui per raccontare la tradizione popolare dell'abito di Sassari. Un abito tradizionale riportato a noi, restituito a noi da un gruppo di persone che oggi sono nostri ospiti, e faremo questo viaggio a puntate proprio per raccontarvi che cosa siamo all'interno della tradizione popolare della nostra città di Sassari attraverso l'abito tradizionale. Seguitemi e andiamo a incontrarli. Ed eccoci, siamo qui insieme al gruppo folk Città di Sassari. I nostri amici, ospiti di questa puntata iniziale, ma che andrà in un percorso di qualche puntata, non vi diremo altro, per far sì che voi stessi da casa possiate ammirare la bellezza dell'abito maschile e dell'abito femminile. E per questo allora noi salutiamo e ti ringraziamo, Gabriele Bortolo, grazie infinite per essere qui. E insomma, voi siete il gruppo folk Città di Sassari. Da quanti anni e da quanto tempo voi siete, vieni facciamo un passo avanti qua, da quanti anni è che voi siete all'interno di questa bellissima condizione culturale? Dal 2003. Dal 2003? Esatto. Siete attivi qui in città, sì, in varie occasioni, non in solo, Sardegna. non solo ovviamente compresa quindi la cavalcata No, sarda, ovviamente. ma anche fuori dalla Sardegna. E oggi che cosa facciamo noi? Oggi presentiamo il costume di Sassari. Ma prima di entrare in questo viaggio, presentiamo i nostri amici uno per uno e anche qual è la condizione del vestimento che stanno indossando. Veniamo un attimino ancora un po' più indietro, prego, puoi anche iniziare a presentarli. Allora, il primo sono io, Gabriele, col costume dell'ortolano. Qua alla mia destra abbiamo Francesco col costume di Enrico Massaio. A seguire la consorte Patrizia col costume festivo e da sposa. Abbiamo Roberta e Bruna, le nostre due varianti dell'acquaiola. Domenico Lucarraioru. Deborah, la nostra popolana. Alberto, i carretteri. Andiamo da questa parte adesso e vediamo Sì, coloro che fanno parte del gruppo. con Giulia che indossa l'abito della panettiera, Monica con l'abito della Sividora, Michele con l'abito del zappatore, Asia con una variante della popolana, la coppia Dell'abito festivo estivo con Dolores e Silvano, e la nostra pescivendola Valentina. E quindi avete visto, cari amici di Alle Porte della Storia, questa è un'esperienza televisiva che introduce l'ambito culturale attraverso il gruppo folk Città di Sassari in un ambito anche di ricerca, attenzione. E per questo motivo noi adesso entreremo nello specifico di queste puntate e inizieremo con che cosa? Con l'abito degli sposi ricchi. Perfetto, e quindi noi adesso vi salutiamo, ma solo per adesso, e quindi restate con noi ed entreremo a far parte di quest'ambito culturale tutti insieme. E per questa prima puntata noi continuiamo questo bellissimo viaggio per catapultarci all'interno della specificità dell'abito tradizionale sassarese, iniziando dalla coppia, con la ricchezza e la bellezza di quella che è anche la borghesia, di quello che è il massaio stesso e quello che è anche l'intendimento nuziale dell'abito sassarese. Certo. Per questo ci aiuta Francesco con noi e inizierai, Francesco, benvenuto anche a te, benvenuto anche a Patrizia, ovviamente per questo, a descriverci che cosa abbiamo, e vogliamo iniziare con Patrizia, quindi possiamo anche interagire anche direttamente con lei su questo. Certamente. Prego. Allora, iniziamo con questa variante del costume, che è la variante più ricca, possiamo dire, in quanto riguarda un costume fatto in velluto, che era un tessuto molto
costoso per l'epoca, non è il solito tradizionale panno o cottonina arrivata dall'India, ma bensì un tessuto che arrivava da Borgogna, una regione della Francia. Il rosso ricordiamo che era il colore della ricchezza, si sposavano in rosso, il rosso era il colore cardinalizio, quindi un colore che per l'epoca simboleggiava nobiltà. Vediamo che Patrizia oggi indossa quello che è il costume della ricca, costume che ha indossato nel momento in cui è andata a nozze. Il costume costa, cominciando dalla parte più intima, da una camicia chiamata in sassarese fardara, con un copriseno detto parapetto in pizzo. Abbiamo un giubbino che consta di una bottoniera di bottoni d'argento. Ricordiamo che questi bottoni venivano confezionati a Sassari, esattamente in via Rosello, che era detta la via dell'argentiera. L'argento per noi, per Sassari, era un metallo che si trovava facilmente in quanto le miniere dell'argentiera lo producevano. L'argentiera, essendo il comune di Sassari, aveva la priorità e poteva benissimo avere questo supporto di materiale abbastanza nobile. Il corsetto, abbiamo detto che è un Facciamolo vedere girandosi. abbastanza lungo, non come quelli che possiamo vedere adesso che la moda, Sì, arriva diciamo a coprire poi appunto quasi del tutto il bustino. Perfetto. Quindi non è un bolero. Non è un bolero, Perfetto. è un giubbetto bordato sempre di velluto nero, molto attillato come potete vedere, e aveva anche lui una sorta di carta modello a poter usufruire per confezionare giusto quello che Sassari proponeva all'epoca. Sotto il corpetto abbiamo un bustino Perfetto. fatto, Che possiamo anche vedere girando in questo fatto modo. imbroccato in Vieni qua. questo caso, Perfetto. legato A motivi floreali a motivi sempre, floreali, vediamo. con passamaneria argentata, dietro un filo serico che congiungeva le due parti laterali e si modellava alla schiena di chi lo portava. Davanti invece lo stesso filo veniva stretto in vita per dare la famosa vittino di Vespa, chiamata all'epoca, per dare grazia e gentilezza alla donna. Non possiamo vedere sotto la gonna, però questo bustino ha delle alette che applicavano il movimento del fianco, dandogli grazia e nello stesso tempo, ritornando ai canonici della Chiesa, che non voleva che si vedessero le forme, quindi non dava adito a nessun tipo di eventuale narcisismo da parte della donna. Davanti abbiamo una gonna sempre in velluto del medesimo costrutto del corsetto, con dei bottoni per essere abbottonata. Continuiamo con un grembiule in tulle ricamato. Questo ricamato è stato acquistato già ricamato perché chi poteva, chi aveva facoltà di denari, acquistava dall'estero, vale a dire sempre da Valencia, arrivavano dal Portogallo, arrivavano dall'Inghilterra e dalla Francia. E adesso andiamo a parlare del capo, appunto, che riguarda appunto Esatto. la donna. Per primo troviamo sotto il velo ricamato a mano una cuffia detta caretta o touquet. Il velo lo mettevano il giorno del matrimonio ed era anche uno status per dire che la donna era sposata. Completiamo con dei gioielli
abbiamo un ciondolo con un cameo, una catena con un breviario, oppure poteva essere un crocifisso, dei bottoni da colletto in oro con pietra rocca o rubini e una spilla, sempre dell'area della zona borbonica come età, sempre con una pietra rossa. Perfetto. Gli orecchini? Orecchini, Importanti anche quelli, vediamo il corallo. La Sardegna produceva corallo e quindi Sassari si atteneva agli standard con questi orecchini a pendente in oro, con una goccia grande in corallo e una rotondeggiante nella parte più vicina al lobo, la chiusura classica dell'epoca lunetta. Perfetto. Degli anelli? Anelli chi ne aveva li metteva, perfetto, ma noi li mettiamo perché questo è l'abito perfetto, della nobile, della ricca. Benissimo. Ma abbiamo terminato, diciamo così, la parte forse più visiva dell'abito femminile, certo, ma ci siamo dimenticati che anche le donne camminavano. E come si camminava? Con delle scarpe particolari che adesso ci dirai di che cosa esattamente si trattava. Allora, innanzitutto indossavano una calza bianca e non trasparente, in cotone. Perfetto. Le scarpe in cuoio con una grossa fibbia d'argento. Anche questo era simbolo di nobiltà. Perfetto. Anche queste fibbie venivano confezionate sempre certo, nelle... richiamano un po' anche quella moda ancora che nel Settecento si trovano, anche nei primi dell'Ottocento, esatto, e che quindi ci dimostra e ci determina qual è tutto l'insieme storico, etnografico legato anche alla moda stessa della nostra città di Sassari. Ma adesso che abbiamo terminato e che abbiamo visto qual è l'interessante bellezza e complessità dell'abito femminile, appunto in questo caso ricordiamolo nuziale, ma anche di caratura borghese nobiliare, diciamo esatto, così, se vogliamo. Comunque vediamo adesso quella che è la parte legata all'abito maschile in ambito di massaio, di colui che era davvero importante, certo, e quindi di un mestiere che noi ricordiamo in città molto importante, gli agricoltori stessi, i grandi proprietari e coloro che davano continuità al cibo della nostra città in quello che era l'emblema, simbolo anche presente nella Vergine delle Grazie del Gremio dei Massai, per esempio, con il grano stesso. Andiamo a parlare di questa meraviglia di abito maschile che indossi. L'abito maschile, specialmente questo, è quello che distingue Sassari dagli altri paesi del circondario, in quanto pur avendo dei pezzi uguali, come potrebbero essere i pantaloni bianchi, in cotone o in lino, i calzari o borsaginos quando avevano i bottoni che li rifinivano, altrimenti erano semplicemente uose. Questo, diciamo, giustacuore in cuoio, che troviamo anche nei gremio dei vendanti, che chiamiamo cuglietto, e che quindi è anche presente in altre zone della Sardegna, da Oristano, sì, Aguilardo, insomma, riguarda un po' quello, ma in questo specifico caso tu lo indossi. Lo indosso perché è quello che distingueva il massaio ricco. È fatto in pelle di daino o di cervo, che si trovava in Sardegna, in quanto ci sono ancora daini di cervi, sicuramente lavorato nella zona delle Conce, quindi materiale reperibile in zona. Concludeva un giubbino sempre in velluto con ricca bottoniera in argento, una camicia col collo rialzato e riccamente rifinita nel colletto e un capottino che si chiamava Sereniccu perché arrivava e veniva confezionato da una colonia di sarti di Salonicco che si era stanziata in Sardegna, sia da parte di Caglia sia da parte del nord Sardegna, specialmente a Sassari.
Infatti questo nome lo ritroviamo anche nello stesso capo di vestiario nelle altre zone della Sardegna, Esatto. che lo portano, come stavamo appunto accennando prima, da Oristano fino poi insomma alle zone anche del Campidano. Completa il Serenicu una ganciera in argento con motivi tropomorfici. Sì, È una catena, una forma latta in una questo catena caso. che serve per cingere il Serenico, in quanto non veniva indossato perché non lo permettevano i bottoni, in quanto non Perfetto. potevano essere Bene, indossate le cose. E la ganciera la ritroviamo anche nell'abito tradizionale anche dell'Ogliastra, per esempio, utilizzata o riutilizzata anche per quanto riguarda appunto i manticelli per chiudere esatto. appunto quello. Quindi è importante anche capire questi aspetti e quindi ti ringraziamo ovviamente noi anche di Alle Porte della Storia per questo aspetto, perché non sempre vengono enfatizzati questi momenti simbolici in argento che sono molto importanti. Continua, grazie. Completa il mio abbigliamento il cecciu. Il cecciu è la classica berrita, però ripiegata in un modo particolare a Sassari, vale a dire in 3 cerchi concentrici, anche per manualità e per praticità nel lavorare, in quanto indossata da chi doveva o zappare a terra o inchinarsi, eccetera, non li offuscava la pista e non ricadeva nel momento del lavoro. E la tipologia cos'è? Insomma, è un panno? È un panno, si potrebbe anche trovare in lana confezionata in furesi. Perfetto. Oppure i più antichi ancora era una produzione che veniva direttamente da Napoli, in quanto tutto il meridione dell'Italia portava una sorta di berrita, reduce dagli abiti spagnoli. Perfetto. E per le scarpe ci devi dire scarpe qualcosa? Sempre in cuoio, confezionate dai nostri calzolai. Suola con sotto poteva avere dei chiodi per non consumare la suola, appunto. Perfetto. Era Un'ultima cosa, se ovviamente Certo. hai terminato questo bellissimo intervento, la parte non vediamo, diciamo, della gioielleria e dei gioielli così presente come invece può essere anche enfatizzata nell'abito femminile. C'è una ragione o è semplicemente una questione di insieme del vestiario non dare la possibilità di avere così grandi gioielli? È più una questione delle donne? No. Anche l'uomo è abbastanza narcisista e lo vediamo perché anche lui porta i bottoni d'argento. Perfetto. Invece anziché in oro, anziché in lamina o in argento. Anche la ricca bottoniera denota questo, anche la ganciera. E basta, non ci sono anelli perché non erano in uso per gli uomini. Perfetto. E basta, completiamo con una cintura, sempre in pelle di daino, che chiude bene il guglietto. Il guglietto si indossava con questa stringa in cuoio che chiudeva e delimitava bene la zona del torace. E questa occorreva per che cosa? Era una tabacchiera. Ecco, la tabacchiera con dentro la pipa e il tabacco di uso per l'epoca. E ora, se sei d'accordo, terminiamo qui. E prima di salutarvi, noi con questa, magari non so, io vorrei anche terminare in questo modo qua, e ti prego Patrizia così, e così facciamo vedere anche che attraverso questi bottoni di stile, diciamo così, a melagrana, così si dice, non sono quindi anche quei bottoni nuoresi che possiamo vedere, ecco, ci sono tante differenze che non riusciremo a darvi nello specifico tutte, ma chissà, magari un'altra volta faremo un programma tutto su questo. E per questo motivo e in questo momento noi chiudiamo questo primo appuntamento con Alle Porte della Storia dedicato all'abito tradizionale della città di Sassari, ringraziando Francesco e Patrizia, e adesso restate un attimino ancora con noi perché fra qualche settimana, fra un paio di settimane ci sarà la nostra seconda puntata, per cui a presto e ritornate con noi con Alle Porte della Storia. Un saluto a tutti voi dalla biblioteca e del convento di Santa Maria di Betlemme qui a Sassari. Un saluto ancora.